Non bassissimo, intanto sentite l'applauso all'ingresso di Govoni, un binomio nuovo. Beh, non proprio nuovo, perché credo che è il terzo anno che monta Eileen Gianni, ma la cavalla ha già fatto dei debutti internazionali in gare certamente meno impegnative l'anno scorso, ha terminato l'annata partecipando a una Coppa delle Nazioni di Linz. È una cavalla veramente che può essere molto importante, ha un temperamento molto caldo, per cui deve essere ancora utilizzata con tranquillità. Forse questo è già forse chiederle un pochino troppo, ma il bel percorso di prima ha autorizzato ogni speranza su questa cavalla. Naturalmente osserviamo con molta attenzione. Poca esperienza ancora, certamente. Percorso chiaramente molto ridotto rispetto a quello della prima manche. Qui siamo su una dirittura, passa sotto la giuria, i numeri sotto che vedete inquadrati ogni tanto si riferiscono alla numerazione degli ostacoli nel percorso della prima manche. I numeri poi restano anche nella seconda, anche se poi questi numeri non hanno più alcuna importanza, non si susseguono più. Ed è netto, è il primo doppio netto di questo concorso, 0 penalità nella prima, 0 penalità nella seconda. Gianni Govoni ovviamente in testa alla classifica provvisoria, molto provvisoria, che stiamo... Purtroppo abbiamo come penultimo a entrare Van den Poel, quindi il secondo miglior tempo, quindi dovremo assolutamente soffrire comunque fino alla fine. Alla fine. Toccherà assolutamente di soffrire fino all'ultimo cavallo. Marcello Mastronardi proprio qui sotto davanti a noi sorride. Ed ecco Falco. Un'altra delle novità per il campo per gli appassionati italiani, è il primo concorso con Jerry Smith. Certamente l'affiatamento non può essere ancora ottimale. Jerry Smith reduce da un grosso, un importante successo, no? Dicevamo a Bruxelles. Jerry con Constantin, grosso, importante successo. Le ultime due coppe del mondo l'hanno visto quarto a Mechelen, terzo a Bruxelles, è un risultato ripetuto che dice su quanto abbia fatto, i progressi abbia fatto questo ragazzo in questi 6 mesi. Parlavamo prima di cominciasse questa gara con la proprietaria di Costantina, la signora Lucchini. Il tentativo è quello di riuscire a fargli fare ancora abbastanza gare di Coppa del Mondo da consentirgli un punteggio che gli permetta poi di accedere alla finale. Che in questi c'è un errore. In questi 2 giorni abbiamo particolarmente curato i rapporti con il grande capo 2 errori per Falco. È facile capire che c'è ancora poco affiatamento, è il primo concorso, insomma. Piano piano si metteranno insieme. Abbiamo cercato di tutto per vedere di ottenere un invito ancora alle ultime tappe che mancano, Dortmund, Parigi, e vedremo di fare di tutto per riuscire a avere questi famosi inviti, che non ci vengono proprio perché non siamo organizzatori di Coppa del Mondo, fra l'altro. E proprio questo centro di Bastia Fieri, insieme con Palazzo dello Sport di Bologna, che poi vedremo la settimana prossima nella prima manifestazione, sono candidati un po' ad ospitare queste Coppe del Mondo, no? Sì, sono candidati tutti e 2 in piena regola e chissà che non riusciamo a organizzarne 2. Questo sarebbe certamente molto importante per i nostri cavalieri, perché sicuramente riuscirebbero a partecipare a più gare all'estero poi. Ed ecco qui Henk Van den Poel, l'incubo dei nostri 3 percorsi netti della prima manche. L'incubo, sì, perché è pizzicato in mezzo, ha un tempo inferiore a quello di Gianni Govoni e superiore a quello di Massimiliano Baroni, quindi non ci lascerà assolutamente tranquilli. Stolto che se facesse un errorino. Ma noi sportivamente non ce lo auguriamo. Assolutamente, noi no. La sintesi che vi mostriamo di questa gara attraverso gli occhi delle nostre telecamere vi mostra una luce brillante, mentre qui forse l'unico piccolissimo difettuccio di questo centro è proprio la luce. C'è
una luce piuttosto tenue, piuttosto vaga, come se ci fosse una leggera nebbiolina. Questo potrebbe anche comportare qualche difficoltà per i binomi in campo? No, assolutamente, hanno saldato benissimo per 3 sere, non c'è stato assolutamente nessun problema. Anche lui sta facendo un percorso prudente. Ne ha tutti gli obblighi. È netto, è netto. Secondo doppio netto anche per Van den Poel, e quindi Massimiliano Baroni adesso non può sbagliare. Abbiamo detto che dovevamo soffrire. Abbiamo sicuramente il barrage comunque a questo punto. A parità di penalità per il solo primo posto, come avevamo detto all'inizio, c'è un barrage, quindi con 2 doppionetti in campo abbiamo il barrage sicuramente fra Gianni Covoni e Henk Van den Poel. Adesso Massimiliano Baroni, che non può sbagliare, potrebbe qualificarsi anche lui per il barrage. Massimiliano Baroni lo vedete inquadrato su Vaseline B. È proprio l'improvvisazione più totale, perché credo che monti questo cavallo Ecco, sta segnalando qualche irregolarità sul percorso, forse c'è una barriera fuori posto. Questo dimostra, è una bellissima cosa che ha fatto Massimiliano Baroni, perché vuol dire che è perfettamente freddo, è entrato concentratissimo e è riuscito a mantenere la freddezza fino a controllare che tutte le barriere fossero perfettamente sui supporti. Era la barriera più alta della triplice. E questo è un bellissimo segno, vuol dire che è concentratissimo, non perde di vista i particolari, è un bellissimo segno. È una cosa che spesso vediamo fare i cavalieri stranieri, invece gli italiani lo fanno raramente. C'è il pubblico che sta segnalando qualche altra cosa, si vede che... È il numero 1 bianco e rosso, c'è Bussu che sta correndo a verificare. Anche il pubblico sente la gara. A questo punto Massimiliano potrebbe essere una delle nostre 2 speranze al barrage. E siamo al primo ostacolo. Massimiliano Baroni su Vaseline B, binomio assolutamente quasi inedito, insomma. Praticamente inedito a livello internazionale senz'altro, hanno partecipato... C'è un errore. L'anno scorso qui al concorso di Bastia, ma insomma io non credo che si possa essere molto contenti, anche perché la cavalla ha solamente 8 anni, quindi oltre che giovane di binomio e giovane in assoluto e mancanza di esperienza. È una cavalla olandese, no? Una femmina olandese di 8 anni. E anche in questa seconda mancia ha fatto vedere delle gran belle cose. Peccato per quell'errore iniziale su questo largo bianco e verde, 4 le penalità nella seconda mancia e quindi 4 complessive. Massimiliano Baroni e Vaseline B sono fuori dal barrage che vedremo disputare tra poco tra Gianni Covoni su Aileen e Henk Van den Poel, cavaliere olandese, su TJ, cavallo olandese anche il cavallo. Intanto ci è avvicinato anche il presidente della federazione, Mauro. Allora, dicevamo 3 cavalieri italiani su 4 percorsi netti, già questo è un buon risultato, no? Sì, va preso come tutte le cose di inizio stagione per quello che vale, naturalmente, vale per noi, vale per gli stranieri. Per noi è più interessante perché noi non abbiamo come dire, questa collana, questa catena di concorsi internazionali che gli stranieri hanno, indoor. Forse possiamo dire non l'avevamo, perché mi pare che cominciamo ad avere qualche concorso indoor abbastanza importante. Sì, questo è il primo esempio di concorsi di un certo rilievo internazionale che noi possiamo avere. Io spero che nel giro di qualche anno non siano solo dei concorsi internazionali in Italia, isolati, ma diventino una catena per rafforzarsi l'un l'altro e per invitare gli stranieri a essere sempre presenti in queste nostre gare, perché sono sicuramente quello che ci avvicinerà nell'abitudine agonistica ai cavalieri stranieri.
intanto è venuta qui accanto a me anche Paola Petrini, che di questo concorso di Bastia è praticamente tutto, l'anima, l'organizzatrice, lei che l'ha voluto, l'ha costruito, l'ha fatto, l'ha imposto anche in qualche modo a livello prima nazionale e poi internazionale. Ci siamo riusciti a fare l'internazionale? Siamo riusciti. Tante volte abbiamo detto speriamo nell'internazionale, adesso finalmente lo vediamo. Adesso ci siamo riusciti con tanta soddisfazione, perché ci dicono tutti i cavalieri, addetti ai lavori, i giudici, che tecnicamente la manifestazione è perfetta, e questa è una grande soddisfazione. Dietro a questa grande soddisfazione ci sono tanti problemi. È un anno difficile, perciò ci sono problemi di realizzazione economica, però gliela faremo in qualche modo, troveremo il modo di superare queste difficoltà, perché una cosa così bella merita. Io ho letto la tua presentazione nel programma, Coppa del Mondo, tappa di Coppa del Mondo, ci tieni molto? Beh sì, diciamo di sì, è una grossa sfida, no? Sarebbe anche importante non solo per Bastia, ma sarebbe importante anche, dicevamo prima, per la nostra equitazione riuscire a farla. Sì, senz'altro, portare una tappa della Coppa del Mondo in Italia credo che sia un grosso successo per l'equitazione italiana, e io vorrei sottolineare per l'Umbria, è per questo che io chiedo aiuto all'Umbria. Numero 54 di Sierra, Ailin Gianni Govoni. Doppio netto, prima e seconda manche, qualificato quindi per la prima manche e poi qualificato per il barrage con il cavaliere olandese Henk van den Poel. Vediamo subito di capire il percorso. Si comincia, mi pare, dal numero 4. Sì. Ci seguirà il muro. Quello che era il primo ostacolo della prima manche. Probabilmente tornerà sul rosso, biancherosso. Quindi c'è l'1-2 della prima manche, preceduto dal numero 4. Dietro front sulla combinazione. La combinazione che non si saltava. Ha preso dei rischi sulla girata, molto. Ha preso molti rischi. Attenzione al fosso vicino all'uscita. Attenzione, vai Gianni. È netto, terzo netto per Gianni Govoni. Irresistibile applauso, Marcello Mastronardi qui accanto a me. Allora, questo terzo percorso, qualche insidia mi pare rispetto al secondo, che forse era molto più facile della prima manche. Ma come sempre la seconda manche con gli ostacoli ridotti di numero, e poi essendoci parecchi con 4. Intanto rivediamo a rallenti l'ultimo ostacolo di Gianni Govoni. Mentre questo è piuttosto tortuoso, c'è da galoppare da ci sono due dietro-fronte abbastanza... Che Govoni ha fatto brillantemente, anzi ha stretto, ha anche rischiato parecchio molto, sì. Non sono riuscita a sentire assolutamente il tempo, perché gli applausi sono stati continui, per cui 39,62, adesso per fortuna Martuscelli l'ha ripetuto, 39,62 il tempo di Govoni, è il tempo che speriamo non riesca né a uguagliare né a superare Henk van den Poel, cavaliere però ospite, quindi in qualche modo dobbiamo osservarlo con grande sportività. Henk van den Poel, olandese, monta TJ, anche lui naturalmente doppio netto, prima e seconda manche. Adesso abbiamo l'1-2 del primo percorso, poi a mano destra dietro fronte verso la prima combinazione che nella seconda manche non c'era, l'ha presa molto veloce ma ha stretto un po' meno, è molto veloce, è molto veloce, è molto veloce, e c'è un errore, c'è l'errore per Henk van den Poel, non molto sportivo l'applauso, il grido di gioia del pubblico, ma si può capire, un cavaliere italiano, Gianni Govoni, tra l'altro con un cavallo che non era certo un cavallo prevedibile negli anni scorsi a questo livello, ha vinto un gran premio dove c'erano alcuni fra i più grossi nomi dell'equitazione mondiale, e quindi una grandissima soddisfazione. Grandissima soddisfazione anche perché riporta alle grandi vittorie internazionali il comproprietario di questa cavalla, che è il dottor Palma, che ci ha abituato a
ha grandi successi con i suoi cavalli, con Baltimore, con Larry. Speriamo che questo successo internazionale nuovo lo riporti con ancora Quindi maggiore passione. un primo grande concorso internazionale indoor in Italia, una prima vittoria immediata di un binomio italiano in un Gran Premio. Mi sembra che il 94 almeno per l'equitazione comincia abbastanza bene. Speriamoci. Gianni Comoni, primo concorso ippico internazionale ufficiale al coperto, prima vittoria la tua, quindi in un binomio di un cavaliere italiano. Dicevamo già comincia bene il 94 in qualche modo. Sì, sono contento, è stata diciamo un po' una sorpresa perché è una cavalla molto buona ma con non molta esperienza e non pensavo che come primo concorso dell'anno facesse un risultato così subito. Io direi poi tra l'altro, non so se tu condividi, quello che sorprende di più è il passaggio alla prima manche dove il percorso era veramente molto impegnativo. Sì, era, già il percorso base era un percorso molto selettivo e poi il barrage È stato grandissimo. Sì, sono molto contento per la cavalla che ha saltato veramente bene. È una cavalla con la quale tu fino adesso non eri arrivato a questi livelli. No, diciamo che a Verona ero arrivato secondo ex aequo, aveva fatto 4,4, poi l'avevo lasciata tranquilla 2 mesi, è il primo concorso dell'anno, però è una cavalla su cui credo veramente molto. E quindi Gianni Comoni con Aileen vince questo Gran Premio 1994 del concorso internazionale indoor di Bastia Umbra.